Il vignaiolo indipendente è colui che lavora la sua vigna, che trasforma le sue uve in vino, quindi le vinifica, che imbottiglia il vino, prende questo vino, lo mette in macchina e lo porta sul mercato. Cura quindi tutta la filiera produttiva. Dal punto di vista professionale il vignaiolo è l'artigiano del vino, dal punto di vista consociativo il vignaiolo è iscritto alla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, che è la portatrice dei suoi interessi in Italia, ed è iscritto all'Associazione Europea Vignaioli Indipendenti CEVI, che è la portatrice dei suoi interessi in Europa. Il vignaiolo si definisce indipendente perché è indipendente perché ha l'ambizione di portare al legislatore quelle che sono le sue necessità, le necessità del suo lavoro, senza farle mediare dal sindacalismo consociativo. Quindi linea diretta, questa è l'indipendenza. Noi siamo trasversali, il sindacalismo consociativo ha ragione di esistere, ma noi superiamo questo concetto, vogliamo essere noi stessi i portatori delle nostre necessità all'interno della dinamica della costruzione del futuro, dell'agricoltura, dell'agroalimentare italiano ed europeo.